invito Zaia a fare il governatore al sud, ma se non si responsabilizza lo portiamo in piazza e gli tagliamo la testa. Bufera sulle parole di un costituzionalista di Napoli, ai nostri microfoni insorge la Lega. Zaia si commenta da solo, stiamo dando fastidio. Inchiesta Camorra, dura settimana dal blitz con 50 arresti in Veneto e la Clea cerca di reagire. Per giovedì una marcia organizzata dai sindacati per dire no al malaffare della criminalità organizzata. Rogo in un condominio a Torri di Quartesolo, 8 persone intossicate tra cui 2 bambini, un'inquilina presa dal panico si lancia dal balcone per sfuggire a fiamme e fumo. Caldaia esplode, devastata la mansarda di un appartamento a Conegliano, illesi 2 fratellini che dormivano nella stanza, il papà ai nostri microfoni, è un miracolo. Il sindaco di Venezia e gli industriali davanti ai cancelli di Fincantieri attaccano il governo per l'ipotesi pentastellata di sostituire l'amministratore delegato Bono. Faremo le barricate e la Cialtroni cambiare quello che funziona. Crisi di iscrizioni nelle primarie, rischio chiusura degli istituti, a Teolo 2 signore ultra ottantenni si iscrivono per salvare una scuola. Il Carnevale di Venezia entra nel vivo, dal suggestivo doppio volo dell'Angelo in piazza San Marco alle feste esclusive nei palazzi del centro storico. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto del nostro telegiornale. Dunque in primo piano l'autonomia con le polemiche esplose dopo le dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni da un costituzionalista di Napoli. Invito Zaia a fare il governatore al sud, ma se non si responsabilizza lo portiamo in piazza e gli tagliamo la testa. Queste le parole che hanno suscitato tante polemiche, la reazione della Lega, e allora sentiamo quello che ha dichiarato oggi ai nostri microfoni il governatore del Veneto, Luca Zaia. Che questo signore dica Zaia lo porteremo in piazza per decapitarlo in piazza del mercato, se non ricordo male, penso che questo si commenti da sé, questi non sono toni per un dibattito, però vuol dire che l'autonomia sta entrando nelle vene di tutti e questo è importante. Il governatore del Veneto cerca di smorzare i toni dopo le accese polemiche scoppiate in seguito alle dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni dal costituzionalista Massimo Villone, che aveva risposto così alla domanda che ricordava come, secondo il presidente Zaia, l'autonomia delle regioni aumenta la responsabilizzazione delle amministrazioni locali nell'utilizzo delle risorse. Ma io invito il presidente Zaia a venire lui a fare il governatore, a patto che poi, se non si responsabilizza abbastanza, lo portiamo a piazza mercato e gli tagliamo la testa. Il Sud si affrancherà se si batterà con noi per l'autonomia, ha spiegato poi Zaia. Finalmente andrà al vedo e vedrà in questa azienda virtuale gestita da alcuni se è vero che sono così bravi ad amministrare oppure no. Una regione che esporta malati, a mio avviso, non è una regione da premiare. Le dichiarazioni di Villone erano arrivate al termine di un confronto tenutosi a Padova proprio sull'autonomia. Mi spiace non essere stato lì faccia a faccia, altrimenti avrei potuto spiegare che quella malizia che ci mettono e quella voglia di dire che il progetto del Veneto affamerà il Sud o sarà la secessione dei ricchi rappresentano una marea di boiate che questi signori dicono perché non hanno altri argomenti. Dichiarazioni quelle del costituzionalista che hanno immediatamente fatto il giro della rete, scatenando molte reazioni indignate. Sono inorridita, è un'allusione precisa ad una piazza che è stata teatro di esecuzioni capitali, tra cui quella famosissima di Masaniello, il rivoluzionario napoletano che aveva cercato di ribellarsi all'oppressione del governo di allora, scrive una donna su Facebook. Durissimo anche il consigliere regionale Alberto Semenzato, che si è rivolto direttamente al docente. Le sue parole intimidatorie in odor di minaccia ci scivolano come delle gocce d'acqua. Le rammento che anche qui a Venezia abbiamo una piazza dove svettano 2 colonne, quella di Todaro e di Marco. Dibattito dunque sempre più acceso intorno all'autonomia, il cui iter va comunque avanti nonostante il rischio di un ulteriore allungamento dei tempi, dopo le parole del premier Conte che aveva parlato di mesi e quelle del vice Salvini che aveva detto entro l'anno si farà. Io sono qui per difendere l'autonomia e la porteremo avanti. È una grande riforma e non mi aspettavo sinceramente che si liquidasse in 2 o 3 mesi, però è pur vero che io vengo già da un Vietnam che è quello del referendum che non mi volevano far fare. Vi posso garantire che ogni centimetro, ogni millimetro che guadagniamo in avanti non lo cediamo il giorno dopo per indietreggiare. Intanto mercoledì 27 in Commissione parlamentare per le questioni regionali ci sarà l'audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Erika Stefani. Non è d'accordo con quello
Intanto si difende lo stesso Massimo Villone, finito nel mirino delle polemiche, premesso che si trattava solo di una battuta, anche perché la Costituzione non vieta la pena di morte, come è ben noto ai costituzionalisti, ha detto Villone, era solo un cortese invito al presidente Luca Zaia a venire al sud per far vedere quanto fosse capace di governare in queste zone, ovviamente con la previsione di una piccola sanzione nel caso si dimostrasse incapace. Ed ora l'inchiesta Camorra in Veneto, dopo l'arresto del sindaco per associazione a delinquere di stampo mafioso, organizzata ad Eraclea una manifestazione contro le mafie per chiedere al prefetto Zappalorto un presidio costante contro criminalità e corruzione. Eraclea scende in campo e dice no alla mafia, è la risposta di un'intera comunità che si ribella a quella mafia che non si vede ma c'è. Così dopo l'arresto del primo cittadino nonché avvocato Mirko Mestre, accusato di voti di scambio mafiosi per la sua elezione a sindaco con il clan dei Casalesi come ricompensa per favori nel campo dell'edilizia. Sindaco Mestre, ora gli arresti nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo. Faremo un presidio in piazza Municipio a Eraclea alle ore 17 con la distribuzione del materiale e anche degli interventi, insomma, quindi non prevediamo un vero e proprio corteo, ma un presidio della piazza. La manifestazione giovedì prossimo, 28 febbraio, preludio di una richiesta ben chiara al prefetto, avere nel territorio un patto e un presidio permanente sul tema della legalità. Per prevenire questi fenomeni malavitosi. E ad una settimana dall'arresto del sindaco Mestre con la giunta che resta dov'è, non si sa ancora cosa accadrà del comune di Eraclea e se verrà commissariato o meno. Sono le forze che costituiscono il consiglio comunale a Eraclea che devono decidere su questo argomento. Certo che forse è preferibile che prendano coscienza prima di un vero e proprio commissariamento prefettizio. Votiamo pagina: incendio in una palazzina a Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza, una donna presa dal panico si getta dal secondo piano, 8 le persone rimaste intossicate. Fiamme, fumo e tanta paura, va a fuoco una palazzina in via Cividale del Friuli 73 a Marola, Torri di Quartesolo. Sono le 7 del mattino quando scatta l'allarme, molti all'interno dei 3 piani dell'edificio, famiglie di immigrati con bambini, stanno ancora dormendo, altri sono già al lavoro. A vedere le fiamme una bambina che abita nella palazzina a fianco, subito la madre intuisce la gravità della situazione, nessuno dell'edificio a fianco si è accorto di qualcosa, nessuno è in strada. Dai vicini che hanno visto le fiamme hanno svegliato gli abitanti residenti degli altri appartamenti e li hanno fatti uscire. È grazie ai vicini che chiamano il 113 e che vanno a suonare i campanelli che la tragedia viene evitata. C'era tanto fumo, delle fiamme che uscivano, quindi hanno fatto in tempo chi abitava all'interno ad uscire, chiamato da altre persone. Una persona presa dal panico è saltata giù dall'appartamento. Ci sono 9 persone in ospedale, di cui 8 intossicati, in più la persona che ha danni alle gambe. Il volo costerà alla signora la rottura del bacino, frattura di una gamba e un braccio. Incendio che si sviluppa al primo piano, le cause sono ancora in corso di accertamento, ma da una prima verifica sembra dovuto a cause accidentali, forse un problema elettrico. Le fiamme avvolgono l'appartamento divorandolo, non ne rimane nulla, esplodono i vetri mentre il fumo come un killer silenzioso invade la tromba delle scale e penetra negli altri appartamenti. 8 le persone intossicate, tra cui 2 bambini, tutti dimessi nel pomeriggio. I vigili del fuoco, arrivati con 2 mezzi, riescono ad avere ragione delle fiamme. L'acqua scorre sui muri e lungo le scale, mentre per terra restano vetri e fuliggine. L'opera di smassamento delle suppelletteri intanto si compie, mentre l'edificio risulta inagibile. Le famiglie dovranno trovare un altro posto dove vivere. E tragedia sfiorata anche nel Trevigiano, a Conegliano, dove lo scoppio devasta la mansarda di un appartamento. Miracolosamente illesi 2 fratellini che dormivano nella stanza.
Miracolo è la parola che si pronuncia oggi qui in Via Verde a Conegliano. Chi alza gli occhi al cielo e vede la parete della mansarda squarciata fatica a credere che nessuno sia rimasto ferito. In quella stanza devastata dallo scoppio dormivano infatti 2 bambini di 7 e 12 anni, figli degli inquilini che abitano l'appartamento. I fratellini sono rimasti illesi come i genitori che dormivano al piano di sotto. Nelle parole del padre ancora l'angoscia per quanto accaduto. Un'esplosione forte che ha battuto la parete della mansarda dove dormivano i bimbi e i lucernari, e per fortuna è andato tutto bene, i bimbi sono salvi e stanno bene. Miracolo? Non lo so se si chiami miracolo, ma gran botta di culo di sicuro, se mi passa il francesismo. Anche i vigili del fuoco intervenuti con diverse squadre non nascondono che si è sfiorata la tragedia. È un miracolo veramente, perché i bambini, se nel corso dell'evento fossero scappati nella direzione opposta, avrebbero fatto un volo di almeno 20 metri nel vuoto. La famiglia sta ancora dormendo alle 6 quando all'improvviso si verifica lo scoppio. Non si sa ancora provocato da cosa, se dalla caldaia, dal boiler o altro. I bambini scappano al piano di sotto, insieme ai genitori si rifugiano in cucina dove vengono tratti in salvo dai vigili del fuoco. Uno scoppio dovuto a cause in corso di accertamento che ha prodotto notevoli danni alla mansarda, alle parti sottostanti dell'appartamento e ad appartamenti attigui. Lo scoppio spinge i letti dei fratellini contro la parete, il muro esterno polverizzato, in piedi resta la libreria con i volumi ancora posizionati in ordine. Può vedere l'interno della stanza dei miei figli con i loro libri lì sulla parete, e la testa della bambola di mia figlia era a 50 metri là fuori. Per cui sì, direi che è esploso tutto. Frammenti di vetro, calcinacci, detriti volano ovunque. È tutto il cornicione pieno di roba ancora. Nella mia terrazza ci sono tanti vetri. Un botto terribile, grosso. Anche mia moglie, che aveva preso anche le gocce per dormire, è saltata anche lei sul letto. La paura era che qualcuno ci avesse rimesso la pelle. Toccherà ai tecnici dei vigili del fuoco chiarire cosa abbia provocato lo scoppio che ha causato danni ingenti. È inagibile totalmente l'appartamento interessato dallo scoppio e un altro appartamento attiguo a questo. E adesso il caso Bono Fincantieri. Dopo l'altolada a Venezia nei giorni scorsi, questa mattina il sindaco Brugnaro e il presidente di Confindustria Venezia Marinese hanno ribadito il concetto ai giornalisti proprio di fronte all'azienda. Siamo qua oggi per dare vicinanza, testimonianza di totale fiducia e anche di ringraziamento per il lavoro che ha svolto l'amministratore delegato Bono, Giuseppe Bono della Fincantieri. Dopo l'altolà dei giorni scorsi da Venezia, per quanto riguarda la questione scadenza del contratto dell'amministratore delegato Bono, il sindaco Brugnaro e il presidente Marinese si sono recati davanti alla sede di Fincantieri a Marghera. È proprio una testimonianza forte, anche per certi versi molto rabbiosa, di un governo che quantomeno soltanto nelle chiacchiere, ne fa troppe probabilmente, mette in discussione la meritocrazia. Mettere in discussione la meritocrazia vuol dire scegliere le bandiere, scegliere i partiti, scegliere le tessere, scegliere le fedeltà. Noi non sappiamo il dottor Bono cosa voti, il signor Bono cosa voti. Sappiamo certamente che è una persona molto brava, sappiamo certamente che è una classe dirigente, una classe lavoratrice, parlo di tutte le maestranze, tutti i lavoratori, tutta la città che sta lavorando bene. E a noi basta, è sufficiente. Non dobbiamo togliere, non dobbiamo mettere in discussione le cose che funzionano in Italia. Si cambia ciò che non va e io non ne faccio una questione di natura personale, io ne faccio una questione di merito e di metodo, perché se ci abituiamo che perché una persona scada debba essere cambiata a prescindere dai risultati, e allora vi dovete preoccupare tutti voi, tutti noi ci dobbiamo preoccupare, perché si cambia ciò che non funziona, non si cambia ciò che funziona. Chiaro l'attacco del primo cittadino al governo. Questi ci stanno prendendo in giro tutti quanti. Allora, siccome da una parte senti l'attacco, dall'altro senti la difesa, io dico, qui non si passa. Qui ci sono lavoratori che lavorano, non ci frega niente cosa votano, ognuno vota quello che vuole, ma le aziende non si toccano, i posti di lavoro non si toccano. Se le cose stanno funzionando, si dice che le cose, squadra che funziona non si cambia. Qui sta funzionando alla grande. E questo, che penso di dirlo a nome di tutti i cittadini per bene italiani, che sono stanchi di sentire queste stupidaggini. Il sindaco Brugnaro è determinato a portare avanti questa battaglia. Il lavoro non si crea per decreto, ma si può distruggere per decreto.
Allora il rischio è questo qua, a Venezia non molleremo di 1 centimetro, a costo di fare altro che barricate. Non hanno visto niente, questi non hanno ancora visto niente. La politica con la crisi nel comune di Rovigo, dopo che la settimana scorsa 22 consiglieri comunali su 32 si sono dimessi, facendo di fatto cadere la giunta leghista del sindaco Bergamin, che lo ricorderete a fine gennaio aveva sciolto la giunta. Ebbene, oggi alla guida di Rovigo c'è Nicola Izzo, commissario prefettizio, fino a maggio, ossia finché le nuove elezioni amministrative in concomitanza con le europee non daranno alla città un nuovo sindaco dopo appunto la caduta di Massimo Bergamin. Questa mattina Izzo è arrivato a Palazzo Nodari, dopodiché ha preso contatti con il prefetto Maddalena De Luca per la provvisoria gestione dell'ente. Intanto è in corso in questi minuti a Padova il Consiglio nazionale della Lega, che come ci aveva detto ai nostri microfoni il segretario nazionale Gian Antonio D'Arè, discuterà proprio della vicenda Rovigo e non si escludono provvedimenti nei confronti dei consiglieri del Carroccio che hanno decretato la fine dell'amministrazione Bergamin. E mentre Papa Francesco a Roma chiude l'incontro plenario sulla protezione dei minori nella Chiesa contro gli abusi, a Malo nel Vicentino sfila per il Carnevale un carro shock. Come si vede dalle immagini realizzate e inviateci gentilmente dallo studio Stella, il carro è questo, quello di denuncia contro la pedofilia, dove è rappresentato un prete con accanto un bambino tra le fiamme dell'inferno, un evidente richiamo ai casi di pedofilia nel mondo della Chiesa. Ma i carri che hanno sfilato a Malo hanno avuto altri riferimenti alla strettissima attualità, ad esempio sul tema del femminicidio e dell'omofobia. Pochi iscritti in molte scuole primarie del Veneto, a rischio proprio la chiusura di alcuni istituti, e così per dare una mano si muovono addirittura 2 nonnine. Aumenta il numero di scuole primarie in provincia di Padova che rischiano di chiudere per il prossimo anno scolastico a causa del basso numero di iscritti. Emblematico il caso della scuola di Teolo, sui Colli Euganei, dove il numero minimo di iscritti alla prima deve essere 15 e invece è fermo a 10, tanto che 2 nonne ultra ottantenni si sono iscritte un po' per dare una mano, un po' come provocazione. Il marito di una delle due è pronto ad accompagnare a scuola ogni giorno le combattive nonnine. Il problema è quello della denatalità, è un problema grave, è un problema che non si è mai affrontato. Si fanno i conti oggi quando sono numeri molto drammatici. Certo sappiamo che chiudere le piccole scuole vuol dire anche chiudere dei presidi di identità e di territorialità. Dal Veneto intanto parte la proposta di una nuova offerta formativa che si adatti alla situazione per tenere vivo il rapporto del territorio con le scuole. Certo, prima bisogna convincere le istituzioni e non solo. Noi stessi a far più figli. Le amministrazioni a non pensare oggi che tutto si debba fare nella costruzione di grandi scuole. Oggi forse bisogna ristrutturare quelle piccole e fare in modo che gli insegnanti abbiano anche la possibilità di fare un percorso formativo diverso da quello che abbiamo avuto fino ad ora. E così ora, grazie alle nonne e a qualche bambino, si è riaccesa la speranza per la scuola di Teolo. Il dirigente scolastico si è preso un po' di tempo per cercare di salvare l'istituto, una speranza che si allarga ad altre scuole del Veneto. Per tutte le piccole scuole, mi viene da dire, non solo per quella di Teolo. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per raccontarvi la storia di un imprenditore padovano che ha deciso di donare un'ingente somma a sostegno dei territori veneti messi in ginocchio dall'ondata di maltempo di fine ottobre. Il 22 dicembre del 2017 Renato Moretto, imprenditore di Massanzago, sale su alcuni bancali all'interno della sua azienda e cade da 2 metri d'altezza. L'ospedale, la riabilitazione e il ritorno nella sua fabbrica che ha fondato nel 1980 e che porta avanti con la sua famiglia, e la voglia di lanciare un messaggio di speranza dopo l'incidente che lo ha segnato. Ad ottobre, guardando le immagini del Veneto messo in ginocchio dal maltempo e i boschi devastati dalle raffiche di vento, ha deciso di donare alla regione un assegno per dare un contributo al sostegno
sostegno del ripopolamento di 220 ettari di bosco con 90.000 nuovi alberi. 100.000 euro, un assegno che Renato Moretto ha consegnato personalmente al presidente Luca Zaia. Vorrei condividere con gli altri qualcosa di positivo, qualcosa che costruisca il futuro. I boschi, come ho detto prima, hanno il duro compito di generare ossigeno e noi di ossigeno ne abbiamo bisogno, non solo di ossigeno da respirare, anche di altri, ma sì, l'ossigeno è evidentemente uno degli elementi della vita come l'acqua che sono estremamente irrinunciabili. Donare agli altri la speranza, la forza ritrovata, questa è la storia di Renato Moretto, una storia che parte dalla fabbrica costruita intorno alla sua casa natale, una realtà che si occupa di sviluppo, produzione e trasformazione di materie plastiche partita da Massanzago e che oggi conta 435 dipendenti nelle sedi aperte in Italia, Germania, Polonia, Turchia, Russia, Brasile, Cina, India e Stati Uniti. L'autonomia per noi sì, è importante soprattutto per la gestione delle risorse, perché manchiamo clamorosamente di supporto come infrastrutture, siamo veramente deficitari, nonostante la quantità di lavoro che sviluppiamo, la quantità di business, non abbiamo un'infrastruttura adeguata ed è per questo che ci auguriamo, non vogliamo togliere niente a nessuno, però sicuramente il Veneto va accompagnato e sostenuto in modo diverso. Questo è il simbolo di un Veneto che si dà sempre da fare, ha detto Luca Zaia, ringraziando la famiglia Moretto e gli operai. Al momento questa la somma più ingente ricevuta a sostegno dalle persone dei territori colpiti dal maltempo. È una grande donazione, ringrazio a nome dei 5 milioni di veneti, anche perché questo ci aiuta ancora di più a galoppare verso l'obiettivo che è quello di recuperare queste montagne martoriate, partendo ovviamente dalla ripiantumazione dei boschi e dalla salvaguardia e dal recupero di tutto quello che è stato distrutto. Parliamo adesso di Joe, il bimbo padovano affetto da una malformazione ad una gamba, necessita di un costosissimo intervento mentre continua la generosità di tante persone. Ieri allo stadio di Bassano, su iniziativa della nostra emittente, ha dato il calcio d'inizio alla partita. E oggi è una giornata che ci rende orgogliosi di essere bassanesi. Abbiamo tra noi il piccolo Giovanni ed è un figlio del nostro territorio, è un bambino che ha bisogno di un intervento chirurgico molto costoso e noi ci siamo impegnati ad aiutarlo. Noi come Bassano ci sentiamo responsabili per trovare a lui una soluzione che gli permetta di non subire l'amputazione, di poter avere una vita normale, di poter correre e giocare a calcio. So che lui è molto legato al pallone, quindi vorremmo vederlo fra poco nei nostri campi a giocare con noi. Beh, lo abbiamo visto, lui, il nostro piccolo Joe, è stato ospite d'onore e protagonista della partita che al Mercante ha visto scendere in campo i giallorossi contro il Bessica. È stato proprio lui, con i suoi 2 anni e poco più, che su iniziativa della nostra emittente ha dato il calcio d'inizio. Parole colme di speranza, quelle del presidente dell'FC Bassano 1903 Sport, che fa coppia con solidarietà. Più bello ancora di vincere il campionato è riuscire a vedere Giovanni con una gamba tutta sua. Le parole che Fabio Campagnolo ha lasciato al nostro microfono fanno capire come forte sia la volontà di tutti voi telespettatori che continuate a scrivere alla nostra redazione, dei tifosi e degli atleti ad aiutare il piccolo Joe. Lo ricordiamo affetto da una malformazione alla gamba che necessita di una costosissima operazione da fare in Florida. La conferma sono stati quei 4.609 euro in poche ore al Mercante, sommando incasso, vendita dei biscotti di Joe e offerte raccolte tra bar e terzo tempo dai fedelissimi. Una somma significativa a cui vanno aggiunti anche i contributi dati dalla società e dalla squadra ospite del Bessica, che ha consegnato una busta al papà del nostro piccolo guerriero. Papà Bruno molto toccato da questa corsa alla solidarietà. Sono molto emozionato anche riguardante questa organizzazione che c'è stata, insomma, siamo molto felici di questo che hanno fatto. Ecco. Io e Giovanni e la nostra famiglia ovviamente ringraziamo non con il cuore ma anche con le mani tutte aperte
tutti quanti i tifosi e tutti coloro che ci stanno aiutando in questa impresa. Grazie mille. Palpabile l'emozione, oggi il monte della vostra solidarietà è arrivato a quota 64.500 euro, la vetta dei 400.000 è ancora lontana, ma come abbiamo sempre detto, insieme si può. Ed è ancora una volta il presidente del Bassano Calcio che lancia un'idea. Quindi spero di riuscire a organizzare, e do un appello a molte squadre del territorio, delle amichevoli, magari anche con il Cittadella, con il Vicenza, con l'Atalanta, delle amichevoli da poter disputare magari in primavera e con il ricavato a favore di questa causa. Lancio l'appello a tutti i presidenti di calcio, chissà che qualcuno lo accetti. Noi di sicuro continueremo a sostenere questa nostra grande campagna di solidarietà per il nostro piccolo, dolcissimo Joe. Siamo adesso al Carnevale di Venezia, che ieri è entrato nel clou con il volo dell'angelo, appuntamento atteso che per la prima volta ha visto scendere dal campanile di San Marco ben 2 angeli. 110.000 persone hanno invaso il centro storico, alle 10.55 era già stato raggiunto il numero limite consentito a San Marco. Grande emozione come sempre quando Niccolò Rossi, l'angelo guerriero, alle 11 in punto si è lanciata per essere seguita poco dopo da Erika Chia alla Maria 2018. I 2 angeli sono stati accolti come da tradizione dal corteo del Doge. E poi c'è il Carnevale dei Palazzi con le feste esagerate, irriverenti, elegantissime ed esclusive, dove esserci è un must tra spettacoli, balli, atmosfere spaziali, incursioni cyberpunk e anche l'improvviso arrivo degli alieni. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, parleremo di autonomia della sanità con Francesco Benazzi, direttore generale dell'USL 2 Marca Trevigiana, e Cinzia Bonnan, segretario della CISL Treviso Belluno. A seguire poi, come ogni lunedì, in prima serata torna Ring la politica alle corde alle 21:15. Cominceremo con un'intervista a Monica Andolfatto, giornalista nel mirino della camorra in Veneto, i tentacoli della piovra nel nostro territorio, poi temi di attualità dall'autonomia ai risultati della Sardegna che spingono a nuovi ragionamenti nella maggioranza di governo. In studio, come detto, Monica Andolfatto, giornalista del Gazzettino, e poi Fabio Bui, presidente della provincia di Padova, l'onorevole Federico D'Inca del Movimento 5 Stelle, il senatore Marco Marin di Forza Italia e Marcello Bano della Lega. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione sempre più forte e dunque sarà bel tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto, come detto, l'anticiclone garantirà una splendida giornata asciutta e stabile ovunque. Sarà soleggiato su tutte le province e il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura sparsa. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime molto miti comprese tra 15 e 18 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche in questo caso sarà una splendida giornata soleggiata, dal sapore quasi primaverile. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 2 e 4 gradi. Massime oscillanti invece tra 15 e 18 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Lo scenario sarà molto simile, infatti avremo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con cielo al massimo poco nuvoloso su tutte le province. Temperature minime comprese tra lo 0 e i 2 gradi, massime molto miti addirittura tra 19 e 21 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.